Dinanzi a numerosi spettatori, nonostante le condizioni proibitive del tempo, il Matera ha avuto ragione della Maceratese con un secco 3-0. I giocatori hanno dovuto faticare molto per controllare la palla resa scivolosa dalla pioggia e per mantenersi in equilibrio sul campo reso pesante dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti. I difensori maceratesi hanno dovuto dal canto loro più di una volta fare ricorso a falli per interrompere le azioni degli avanti materani, che si rendevano pericolosi con continue incursioni sulle fasce laterali. Conseguenza di questa condotta di gioco è stata una serie di giocatori ammoniti e la espulsione di Pagliari al 24esimo del secondo tempo per somma di ammonizioni. La spinta decisiva in avanti Giannattasio l'ha data ai suoi uomini con la sostituzione al 23esimo del secondo tempo di Pini rilevato da Piocchi. Il nuovo entrato ha dato alla squadra materana quella marcia in più necessaria per andare per 3 volte consecutive in rete. Prova del continuo forcing del Matera, i 12 calci d'angolo battuti dei biancoazzurri contro i soli 3 battuti dalla Maceratese. Le prime azioni pericolose sono state della Maceratese, che al terzo minuto con Pagliari tenta un pallonetto deviato in angolo da Mattarollo, e al nono Cantari, entrato in area materana, tira a rete di prima intenzione ma colpisce fortunatamente il palo esterno. Ribatte prontamente il Matera al 18esimo con Di Venere, che parte solo da centrocampo, pennella un preciso pallone per Innella, il quale tira prontamente, ma il portiere della Maceratese si salva parando con i piedi. Al 26esimo scambio di Venere De Canio in Carbona e conclusivo tiro di Pini che non colpisce il bersaglio. Continua il Matera nelle sue folate offensive, prima con un colpo di testa di Innella su cross di Pavese che sorvola la traversa. Successivamente su calcio d'angolo Pavese raccoglie al centro dell'area, tira di prima intenzione ma la palla viene ribattuta. Al 35esimo una delle azioni più pericolose del primo tempo degli avanti materani. Su punizione di Pavese, preciso tiro di Ruffelli da fuori area e Gabban si salva in angolo. Nel secondo tempo il Matera si fa più pericoloso, in quanto Giannattasio sostituisce il terzino Tataranni con Apuzzo, retrocedendo in Carbona sulla fascia sinistra. All'11esimo, su cross di Ruffelli, Apuzzo si vede ribattere dal portiere maceratese un suo preciso tiro a rete. Tenta ancora Ruffelli di testa al 16esimo, colpendo una punizione da fuori area battuta da De Canio, ma la palla finisce alla sinistra del portiere. Al 22esimo, dopo una serie di angoli battuti dal Matera, Pavese tenta un pallonetto da fuori area, ma il gol è ormai nell'aria. Al 23esimo, Giannattasio, come abbiamo già detto, sostituisce Pini con Piocchi e la Maceratese rimane in 10 uomini per la espulsione di Pagliari per somma di ammonizioni. E al 32esimo il Matera raccoglie il frutto delle sue continue incursioni in area con Innella che raccoglie un pallone dopo una serie di rimpalli e batte imparabilmente Gabban, proteso inutilmente in tuffo. Dopo l'1-0 il Matera spadroneggia in area della Maceratese e al 38esimo segna il suo secondo gol. L'azione parte da fuori area con Pavese, la palla viene raccolta da Piocchi che serve con precisione a Puzzo che supera il portiere avversario. Il Macerata si butta all'attacco nel tentativo di pareggiare il risultato. Al 40esimo batte una punizione Cantani, serve con precisione Piattella che smista Consoli, ma la palla è ribattuta dalla difesa materana. Al 42esimo il gol più spettacolare della partita. Su cross di Pavese il numero 16 Piocchi raccoglie il pallone, entra in area, supera in uscita il portiere maceratese e da posizione impossibile, la palla era sulla linea di fondo, riesce a spedire in rete con un tiro a rientrare. Al termine dell'incontro queste le dichiarazioni del tecnico Diego Giannattasio e del giocatore Luca Piocchi. Diego Giannattasio, finalmente alla vittoria il Matera, una bella vittoria, convincente, 3 gol, ma tutto nell'ultimo quarto d'ora. Ma finalmente alla vittoria, il Matera già c'era arrivato alcune volte alla vittoria, sia in casa che fuori. Certo oggi, dopo la parentesi domenica scorsa con il Monopoli di Iesi, oggi abbiamo incontrato una squadra, secondo me una delle migliori finora che ho visto, una squadra granitica in difesa, con un gran bel centrocampo e con 2 punte molto svelte e veloci, oltre che esperte come Pagliari.
E diciamo che abbiamo avuto contro anche il terreno, un terreno di gioco veramente molto, molto brutto, e nonostante tutto, nonostante aver incontrato questa squadra, questo terreno veramente brutto, diciamo, il Matera ha disputato una gran bella partita, prevalentemente, principalmente sul piano atletico e agonistico, oltre che sul piano del gioco anche nella parte finale. Quindi sono soddisfattissimo perché i ragazzi hanno dimostrato di avere, anche su questi terreni, di avere 90 minuti veramente completi nelle gambe e di aver vinto una partita che si cominciava a prospettare un pochettino difficile. Qualcuno ha detto che la vittoria è venuta dopo l'uscita di Pagliari. Quanto ha influito questa espulsione? Ma certamente ha influito senza dubbio, perché Pagliari era uno che è uno che riesce a tenere la palla, è uno che fa perdere tempo, è un rompiscatole, insomma, no? Però noi siamo arrivati vicinissimi al gol in più di qualche circostanza, quindi l'avevamo meritato anche prima. Che poi forse siamo stati in parte agevolati dall'espulsione di Pagliari, e questo rientra nelle cose calcistiche, anche perché Pagliari è stato scorretto in più di qualche circostanza e non era stato visto né dall'arbitro né dal segnalino, ha dato qualche colpo proibito al nostro stopper, quindi penso se la sia meritata, anche se sei stato su una per protesta poi che è uscito per doppia ammonizione. Quindi sì, in effetti Pagliari ha dato una svolta, ma noi avremmo potuto vincere la partita anche prima. Senti, 3 gol, uno più bello dell'altro. Per te, senza togliere niente agli altri, qual è stato il più bel gol? Ma forse il primo perché ha sbloccato il risultato, ma è solo per questo. Sono stati veramente 3 gol bellissimi, diciamo che sono stati tutti e 3 manovrati, anche se sul primo c'è stato diciamo un tackle, un rimpallo fortuito da parte di Apuzzo, e Innella è stato bravissimo a calciare quasi cadendo e ha fatto un gran gol. Gli altri due sono venuti da 2 azioni molto 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 belle, sia Piocchi ha dato la palla a gol a Puzzo, è stato bravissimo, e poi lo stesso Piocchi si è guadagnato il terzo gol con un tiro veramente alla Mortensen. Domenica a Giulianova. Ma io, come ho sempre sostenuto, giochiamo in casa e in trasferta alla solita maniera, andremo a giocare la nostra solita partita, certamente non dico che pretenderò dei ragazzi, perché sto pretendendo e mi stanno dando tanto, solamente che dobbiamo affrontare questa partita con la massima concentrazione, senza nessun timore, perché il Giulianova non ha niente in più rispetto a noi, ha perso anche la sua imbattibilità come l'abbiamo persa noi. Noi stiamo continuando adesso con una nuova serie, speriamo di portarla il più a lungo possibile. Luca, il primo gol di questo campionato, veramente un bel gol, ce lo vuoi descrivere tu stesso? Beh, prima cosa sono stato avvantaggiato nel rimpallo con il portiere, poi la palla si è impantanata, stava uscendo fuori, si è impantanata sull'acqua, e ho visto la porta libera, ho calciato di interno sinistro e ho fatto un bel gol. Comunque sono stato anche avvantaggiato dal vento a favore che avevamo. Senti, sul terreno pesante la tua velocità è sfruttata al minimo. Certo, trovavo molta difficoltà ad esprimermi come di solito, perché il campo fangoso, io un po' piccolo sono, quindi mi ci voleva molto per ingranare la marcia, diciamo. Comunque abbiamo sbloccato, cioè abbiamo fatto pace con il gol, adesso proseguiamo? Ma speriamo, comunque in genere io faccio sempre pochissimi gol. Cioè tu più che altro metti scompiglio nella difesa avversaria? Sì, è questo qua. Ma qualche gol purtroppo bisogna pur farlo, Certo, più ne faccio... anche perché tu sei una punta. Sì, sì, certo. Più ne faccio meglio è, naturalmente.